confesserà, Signor, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. Ogni lingua confesserà, Signor, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. Vieni, vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a Lui tuo cuore consegnar. Vieni, così come sei per adorare. Vieni, così come sei davanti al Padre. Vieni, vieni, vieni. Grande potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio grande, il nostro Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vista nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è grande, il nostro Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio grande, il nostro Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Sei Dio. Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Il nostro Dio grande, il nostro Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio grande, il nostro Dio forte, egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Amen. Nella parola di Dio dice così, in Romani
8, sono 4 versetti, da 31 a 34. Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi, come abbiamo appena cantato? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Questo riassume un po' quello che abbiamo appena cantato. Purtroppo, ma dobbiamo vederla anche come una vittoria, viviamo in un mondo che ha dimenticato Dio, che vede noi cristiani come dei semplici bigotti, no? Che secondo il mondo essere cristiani è andare in chiesa, fare un sorriso quando ti viene dato una parola brutta, ma essere cristiani non è semplicemente questo. Noi abbiamo Cristo dalla nostra parte, voglio ricordarvi questo, che noi con Cristo noi abbiamo anche un consolatore che è lo Spirito Santo, noi abbiamo una guida, un padre, un amico e soprattutto abbiamo il potere di dire a Satana di stare zitto. Io voglio darvi una piccola testimonianza di una ex strega. Lei quando faceva tutti i suoi riti parlava anche con le altre streghe, lei si sentiva addirittura Satana dire quanto io odio i cristiani, quanto vorrei fare qualcosa di cattivo contro i cristiani, ma non posso assolutamente fare nulla perché lui non ha alcun potere verso di noi. E noi possiamo gridare con questo, noi possiamo dire questo con fermezza, che lui non ha assolutamente nessun potere contro di noi possiamo dirgli di stare zitto, perché noi abbiamo vinto già in partenza, lui, il Signore, tornerà e finalmente tutto il mondo vedrà con i propri occhi quanto è grande il nome del Signore e noi possiamo ricordare questo ogni giorno e cantiamo la prossima canzone. Buon Padre. Sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io, ho visto molti cercare risposte lontano da te, ma so che ogni risposta proviene solamente da te e conosci tutto già prima che parliamo con te. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, per noi, di nuovo, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto
lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io, Dio, tu sei un buon Padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Signore, ti ringrazio per questo giorno, voglio ringraziarti per questa sera e per la possibilità che ci stai dando di essere qui tutti insieme oggi, Padre. Ti ringrazio per queste canzoni, per lo studio che verrà dopo, per il fatto che tu hai usato noi, hai usato e userai la persona che porterà il messaggio oggi, Padre. Ti chiedo di continuare ad essere un ottimo Padre nei nostri confronti, Signore, che tutto quello che tu hai da dirci, da insegnarci, possa arrivarci, che noi possiamo farne tesoro e che possiamo continuare ad essere chiamati dagli altri cristiani, perché come tu hai fatto scrivere nella tua parola, sappiamo che non siamo stati noi ad autoproclamarci cristiani, ma le persone hanno visto che noi eravamo uguali a te, avevamo ti imitavamo, avevamo gli stessi comportamenti di Cristo e ci hanno chiamati cristiani, Padre. Ti chiedo di continuare a darci le possibilità di dimostrare chi tu sei, il tuo amore, la tua paternità nei nostri confronti, Padre, e che noi possiamo ricevere tutto questo e continuare a instaurare un rapporto con te, Signore. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per noi in questa settimana, per quello che farai per noi nella prossima settimana, Padre, e grazie perché continuerai a prenderti cura di noi, Signore. Amen. Potete sedervi. Non va? Prova. Prova. Test. Prova. Sans. Yes. Prova. Prendo il verde. Problemi tecnici sono un buon segno di solito. Bene, buonasera a tutti. Direi di cominciare questo studio, questa riflessione con una preghiera insieme, quindi vi invito a chiudere gli occhi di nuovo. E Signore, io ti voglio ringraziare perché siamo qui questa sera, ti voglio ringraziare per la lode che ti abbiamo appena fatto, ti ringrazio perché tu l'hai ascoltata, Signore, hai ascoltato le nostre preghiere, la nostra lode. E adesso, Signore, saremo noi ad ascoltare te e, Signore, fa sì che la parola che porterò questa sera possa rimanere nei cuori di tutti noi e che tu possa far sì che noi possiamo imparare da questa tua parola e che i tuoi insegnamenti non lasciano mai il nostro cuore, Signore, ma che noi possiamo metterli in pratica da questa sera per il resto della nostra vita. Te lo chiedo, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Amen. Oggi parliamo di Barnaba, un cristiano della Chiesa primitiva, che noi possiamo chiamare un cristiano modello perché lui ha tante caratteristiche che noi vogliamo mirare ad avere e ha dei difetti, un difetto in particolare che viene spesso indicato nei cristiani, che spesso le persone accusano i cristiani di avere. Quindi direi di partire elencando alcune caratteristiche fondamentali di questo personaggio e iniziamo. Veniva chiamato figlio di esortazione. Il nome Barnaba significa figlio di esortazione del nome che gli è stato assegnato e questo avviene in Atti 4:36, come leggete dietro. E lui era un uomo che viveva secondo il suo nome. Alcuni capitoli dopo lo vediamo ad esortare le persone, a essere vicini agli altri, a spingerli a fare meglio e ad andare avanti nella fede cristiana,
che sappiamo che a volte non è semplice ed è importante avere attorno a noi persone di questo genere che ci stimolano e ci spingono a fare di più e a resistere alle difficoltà. Un'altra sua grande caratteristica, che viene elencata sempre nello stesso passaggio, è che lui veniva definito come un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, che penso sia una descrizione meravigliosa e che sinceramente io vorrei essere descritto in questo modo, e credo che ogni cristiano debba guardare a questa descrizione di Barnaba e pensare: sì, io voglio essere descritto in questo modo, voglio essere descritto come un uomo buono, una donna buona, pieno di Spirito Santo e di fede. Un'altra terza caratteristica su cui voglio insistere in particolare questa sera è che lui era un uomo che accettava il cambiamento delle persone. E c'è una disputa tra lui e Paolo ad un certo punto al riguardo di un discepolo chiamato Giovanni Marco. Questo discepolo, in Atti 13:13, abbandona la loro spedizione, il loro cammino lungo il Mediterraneo per evangelizzare le persone, li molla e se ne torna a casa. E un po' di tempo dopo, quando loro ripartono per un'altra spedizione, lui chiede di esserne parte, chiede di venire con loro, e Paolo protesta. Paolo dice: no, tu ci hai abbandonato la prima volta e quindi non ti voglio nel ministero questa volta. Invece Barnaba è d'accordo, dice: no, va bene, Marco Giovanni può venire assieme a noi. E Paolo e Barnaba, per questa divisione che hanno avuto tra di loro, si separano, prendono due vie diverse, e Barnaba prende con sé Marco Giovanni e lo porta ad evangelizzare. Quindi fa un atto molto molto importante per noi cristiani, molto molto importante in generale per gli esseri umani. Barnaba ha dato a Marco Giovanni una seconda occasione. Poteva dirgli tranquillamente: ah, tu hai lasciato il ministero, tu sei un codardo, tu sei uno che si tira indietro, tu sei uno che non è affidabile, non ti si può dare una responsabilità perché quando te la volevamo dare tu sei scappato. E invece Barnaba ha visto questo ragazzo venire da lui e dirgli: voglio venire con voi, voglio evangelizzare assieme a voi, e gli ha detto: certo, vieni con noi. E Barnaba ci ha visto giusto, ci ha visto molto giusto, perché questo ragazzo viene menzionato in una lettera scritta molti anni dopo da Paolo. In 2 Timoteo 4,11 vediamo che Paolo lo descrive come molto utile. Quindi questo ragazzo che Paolo aveva scartato anni prima si è completamente ristabilito e redento di fronte a Paolo, che lo definisce molto utile e gli dà addirittura dei compiti in quel punto della lettera, e di fronte a Dio. E questo è molto importante perché ci ricorda sia che come funziona Dio, che anche se noi molliamo, anche se noi ci tiriamo fuori, diciamo: no Signore, questo non lo voglio fare, questo non mi interessa, questo tuo comandamento è brutto, questo tuo ministero è noioso, se ad un certo punto nella nostra vita noi cambiamo completamente idea, ci giriamo verso Dio e diciamo: no, sai Signore, sai cosa? Io ti voglio servire, io voglio fare questa cosa. Il Signore ci dice: ok, ottimo, comincia. Non ci metterà nessun ostacolo. E quindi un po' la sfida per noi, per tutti noi che siamo qui oggi, per te che stai ascoltando, è di avere questa attitudine di una persona che, quando una persona viene da te a chiedere una seconda occasione, mentre la nostra carne ci dice: vabbè, digli di no, trattalo malamente se lo merita, è uno che ti molla, è un codardo, è questo, è quell'altro, puoi definirlo in un sacco di modi terribili, ma Dio ti dice: dagli una seconda occasione, ricordati di Barnaba e Marco Giovanni, e ricordati che Marco Giovanni è diventato molto utile agli occhi di Paolo. Però Barnaba, nonostante fin qua è stato descritto con grandi parole, ha anche un grande difetto che si vede nella lettera ai Galati, viene descritto da Paolo. E Barnaba, spinto da Pietro, che è uno dei membri più importanti della Chiesa primitiva, si comporta con ipocrisia. Cioè, hanno fatto una distinzione sostanzialmente razzista, e a questo incontro dicevano: no, noi siamo ebrei, stiamo con gli ebrei, i gentili se ne stanno per conto loro. Paolo vede questa scena, ne rimane scioccato e riprende duramente Pietro per questa cosa, e probabilmente ha ripreso anche Barnaba, perché Barnaba
sebbene non sia stato quello che proponeva di dividere, Barnaba ha visto tutti quegli ebrei come lui dividersi e mettersi da parte, separarsi dagli altri cristiani, e ha pensato, sì dai, lo faccio anch'io. Quindi noi possiamo vedere che anche una persona che era molto simile a Cristo, che è stata definita pieno di Spirito Santo e di fede, una persona così ha comunque fatto un errore piuttosto grave. E la nostra sfida giornaliera è che noi dobbiamo riconoscere atteggiamenti, azioni e pensieri e idee che non piacciono a Dio, come questa che Barnaba e Pietro hanno vissuto, hanno fatto, e metterle di fronte a Dio in modo che Lui possa cambiarci e ci possa guidare, in modo che noi possiamo essere sempre più simili a Lui. E quindi nell'ultima slide vediamo una serie di domande che ho posto a me stesso mentre facevo questo studio, e non è stato affatto bello né divertente, e adesso le propongo a tutti voi. E sono tante, sono 4 domande, però non devi rispondere a ciascuna di esse, non devi rendere conto a me di queste risposte, ma secondo me sono una riflessione utile per meditare su te stesso, su quali di questi può essere un punto fragile dentro di te. E quindi io ti chiedo, se sei una persona che esorta, il tuo atteggiamento verso gli altri, verso la tristezza, verso la disperazione degli altri, quando vedi un fratello che non ce la fa più, un fratello che è pigro, un fratello che non vuole andare avanti, non vuole lavorare, non vuole studiare per un motivo o per l'altro, ha un brutto momento, che cosa fai? Qual è la tua attitudine? Dico, ok, è un mio amico, vado da lui, lo consolo. Ma è solo uno della chiesa, se ne occuperà qualcun altro. Ti giri e vai dall'altra parte. Qual è la nostra attitudine? Qual è la mia, la tua attitudine di fronte a una persona che ha bisogno? E secondo, avete visto quello che le persone dicevano di Barnaba? Vedevano un uomo buono, un uomo fedele, un uomo pieno di Spirito Santo. Le persone che cosa vedono quando guardano me? Che cosa vedono quando guardano te? Soprattutto i non credenti, che cosa vedono? Se ti guarda un non credente, vede che sei cristiano, vede che c'è qualcosa di diverso, o sei uno dei tanti, uno nella massa, uno della folla? E poi Barnaba è riuscito a fare una cosa molto complessa, che spesso io stesso non sono riuscito a fare, e forse anche tu hai avuto difficoltà a farla. Lui ha dato una seconda possibilità. E io ti chiedo, sei una persona che perdona? Sei una persona che dà seconde occasioni, che dà fiducia a chi ti ha deluso? Specie se la delusione è particolarmente grave, riesci a dare la tua fiducia a una persona che ti ha ferito? Riesci a perdonare chi ti ha fatto male? Infine, l'ultima domanda è sulla coerenza. Ci sono cose che fai, dici o pensi che fanno di te un ipocrita? C'è uno che dice, io sono cristiano, io amo le persone, io perdono, Cristo è il mio modello. Ma nella tua vita di tutti i giorni quello che si vede è che tu non ami le persone, tu non perdoni le persone. Se uno si fa un elenco di ciò che Cristo fa, dice e pensa, e un elenco di quello che tu o Dio diciamo, pensiamo, crediamo e facciamo, che cosa vede questa persona? Vede, ok, Cristo perdona e questa persona perdona, Cristo sostiene e questa persona sostiene, e tutti questi atteggiamenti. Oppure vede, ok, questo dice di essere cristiano, però Gesù è molto attento a questo campo, è molto attento al perdono, è molto attento a aiutare le persone a crescere, mentre questa persona, questo che si dice essere cristiano, che si dice essere mio amico, si disinteressa di me, non gli importa della mia crescita, non mi perdona se gli faccio un torto, parla male di me, tutti atteggiamenti che creano contrasto. E come sappiamo tutti dalla nostra esperienza, essere chiamati ipocriti distrugge ciò che noi stiamo dicendo. Se tu non vivi secondo la Bibbia, se tu non fai quello che Gesù farebbe, la tua predicazione crolla. E quindi è molto importante che noi cristiani siamo coerenti, perché se non riusciamo ad essere coerenti, le persone diranno, ecco, l'ennesimo cristiano ipocrita, l'ennesima persona che dice a me come vivere e che non segue quello che dice. E quindi capiamo quanto fondamentale è
per il Vangelo che noi viviamo secondo il Vangelo prima di parlarne alle persone. E quindi, come ho detto all'inizio, nella preghiera finale io ti invito a chiedere a Dio quale tra questi è il tuo punto debole. Se ce ne sono 2, 3, se sono tutti i tuoi punti deboli, scegliene uno e inizia a meditare su quel punto, perché io sono sicuro che Dio ha tanto da lavorare dentro di me, dentro di te, dentro chi ci sta ascoltando da casa, e Dio può fare miracoli nella nostra vita se noi glielo permettiamo, se noi gli lasciamo la strada aperta. Quindi chiedi a Dio in preghiera quali di questi punti è una tua fragilità, in modo che Lui possa lavorare e renderti molto più simile a Cristo e ogni giorno fare passi di questo genere che ti portano ad essere sempre più simile a Cristo, in modo che le persone ti guardino e dicono: quell'uomo è pieno di Spirito Santo, quella donna è fedele, quello è un cristiano, e io capisco che è un cristiano da come si comporta. Preghiamo? Signore, io ti ringrazio per l'esempio di Barnaba, Signore. Ti ringrazio perché tu con la sua vita ci hai ricordato tante qualità importanti che noi cristiani dobbiamo avere. Ti prego, Signore, che tu possa benedire la riflessione che faremo nei piccoli gruppi adesso, che noi possiamo meditare molto a fondo su Barnaba, su ciò che lui ci insegna, sulle sue caratteristiche, e che noi possiamo chiederci: Signore, siamo buoni cristiani? Viviamo secondo la tua parola? Ci chiamerebbero cristiani le persone di fuori? Sono simili a Cristo? E Signore, ti prego che tu ci possa aiutare a rispondere a queste domande. E se la risposta è no, non siamo simili a Cristo, che noi possiamo, con il tuo aiuto, prendere la Bibbia, Signore, e viverla ogni giorno e cominciare a camminare come tu vuoi, Padre. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Signore. Amen. Adesso io saluto chi ci ha seguito da casa e invito tutti voi a seguire il vostro capogruppo, dividervi nei gruppi di riflessione e proseguire con la riflessione. Buona serata.